Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. Anche stasera leggiamo una storia assieme e poi ci ragioniamo un po'. La storia di questa sera parla dei sutra. Non sono altro che delle frasi molto molto condensate, piene di significato, un po' come degli aforismi per capirci, e hanno a che fare con la religione e i rituali, qualcosa di molto molto antico. Andiamo a leggere. Tetsugen, un fedele seguace dello Zen in Giappone, decise di pubblicare i sutra, che a quel tempo erano disponibili soltanto in cinese. I libri dovevano essere stampati con blocchi di legno in un'edizione di 7.000 copie, un'impresa enorme. Tetsugen cominciò col mettersi in viaggio per raccogliere i fondi necessari. Alcuni simpatizzanti gli diedero un centinaio di monete d'oro, ma per lo più riuscì a ottenere soltanto piccole somme. Lui ringraziò tutti i benefattori con uguale gratitudine. Dopo 10 anni, Tetsugen aveva abbastanza denaro per cominciare l'impresa. E fu proprio allora che il fiume Uji straripò. L'alluvione portò una grave carestia. Tetsugen prese i fondi che aveva raccolto per i libri e li spese per salvare gli altri dalla fame. Poi ricominciò da capo la sua colletta. Parecchi anni dopo, il paese fu colpito da un'enorme epidemia. Ancora una volta, Tetsugen, per aiutare la sua gente, diede via tutto quello che aveva raccolto. Si rimise al lavoro per la terza volta e dopo 20 anni riuscì finalmente a realizzare il suo desiderio. I blocchi di legno per la stampa, che sono serviti per la prima edizione, sono oggi esposti nel monastero di Obaku, di Kyoto. I giapponesi dicono ai loro figli che Tetsugen ha fatto 3 raccolte di sutra e che le prime 2 sono invisibili, eppure sono anche superiori e più belle dell'ultima. Questa storia è favolosa. Intanto è molto attuale, perché anche in questo periodo, con il discorso del virus, c'è tantissima gente che sta aiutando, che sta dando una mano, sta donando tempo, materiali, mascherine, aiuti, protezione civile, eccetera, si sta impegnando al massimo, quindi è molto attuale, nonostante sia stata scritta tantissimi anni fa questa storia. La cosa bella è questa. A me è piaciuto moltissimo l'aspetto in cui Tetsugen capisce, dopo anni e anni di Zen, capisce che la cosa migliore da fare, il bene famoso superiore, non è un bene immutabile. Ogni volta c'è un bene che potrebbe essere diverso. Si ricollega molto alla storia Zen precedente. Qual è il bene migliore? Qual è il pezzo di carne migliore? Non c'è un pezzo di carne migliore. In questo caso c'era un momento migliore in cui fare del bene, perché tra fare una pubblicazione dei sutra o aiutare delle persone, Tetsugen per 2 volte sceglie di aiutare della gente. Ovviamente gente del suo paese, potreste dirmi voi, però non importa, lui mette a parte quello che è il suo ego, il fatto di voler, desiderare proprio di pubblicare questi sutra e fare il bene di altri. Tutta la fatica di raccogliere i soldi per aiutare altre persone, quindi non tanto per portare avanti dei desideri personali, degli scopi personali. Questa storia è Zen in questo senso, nel senso che si va a colpire sull'io, io cerco di annullarmi perché per dare al prossimo. Però attenzione, che dare al prossimo probabilmente rafforza la persona che sono io. Perché se Tetsugen avesse davvero pubblicato quelle storie, quanti tra tutti i morti che erano morti li avrebbero letti? Se lo scopo era quello di veramente pubblicare a discapito della vita di altre persone, effettivamente il suo successo sarebbe stato magro, poco. Il bello è questo. Tetsugen, senza saperlo, sta facendo anche il suo stesso bene, sta facendo anche del bene a sé, perché ha aumentato intanto il numero di persone che possono godere dei sutra, dell'opera da leggere. Però attenzione, ha anche salvato delle vite, ha fatto a sua volta storia e memoria. Se avesse pubblicato i sutra subito, potremmo davvero dire che ci sono ancora al tempio di Obaku a Kyoto le sue tavolette in ricordo? Hanno lo stesso valore? Non lo so, questa è una domanda da 100 milioni, ma io sono sicuro di una cosa.
È come per un praticante di arti marziali. Uno desidera molto la nera quando è un grado Q, uno vuole anche magari arrivare oltre, vuole diventare insegnante, eccetera. Non c'è un momento buono per prevaricare qualcuno, fargli una bella proiezione durante l'esame per guadagnarsi la cintura. E questo lo sanno bene chi fa l'esame di cintura nera. L'idea non è quella di dimostrare quanto si vale per chi si sbatte per terra qualcuno. L'idea è di dimostrare quanta capacità c'è di fare judo, di essere cedevoli, di fare principio rispetto a quello che può essere invece in una gara l'Ippon. Quindi ben venga l'Ippon da gara alla stragrande, agonisti sono con voi, come ben venga la parte di kata, riuscire a fare una tecnica senza l'uso della forza eccessiva e senza effettivamente precludere un principio, che è quello che devo dimostrare. Le due famose facce della medaglia del judo, parte Shiai e Randori, parte invece più tecnica se vogliamo, nel senso di kata e principi. La cosa che mi permetto di dire è questo, questa storia effettivamente cos'è che vi porta dal punto di vista marziale? Che se ci tenete ad arrivare, non importa quanti anni, ma ci arriverete. Se volete prendere la nera, ci arriverete. Se volete diventare nella vostra vita quotidiana dei fabbri, lo diventerete. L'importante è la perseveranza e decidere che ci volete riuscire e puntare su di voi. Però attenzione, mentre facciamo questa strada, questo cammino, questo percorso, vedete qui il Do rappresentato da una strada nel dipinto qui dietro, è la stessa cosa. Se in questa strada potete aiutare qualcuno, anche se ritardate il vostro arrivo in vetta alla montagna, probabilmente a gioirne alla fine sarete in di più di questa splendida vista e panorama dalla montagna. Quindi invece di essere soli e arrivati un domani, potreste essere in tanti e condividere qualcosa. Perché essere soli vuol dire anche essere incompresi, magari i migliori, però anche incompresi. Quindi attenzione perché è una strada solitaria. Non c'è ovviamente una strada più giusta che un'altra, Tetsugen si sentiva di fare questo, però ripeto, quello che gli ha dato il successo alla fine è stato proprio l'aiutare altre persone e forse qui lo Zen ci dà una mano. Il momento migliore è quando vedi che c'è un bisogno, non quando vedi che tu puoi fare il tuo lasciando a qualcuno il problema, ma è farsi carico di quel problema, dimostrarsi sociali, civili, uniti. Quindi lo Zen che pensa di restare in collegamento, in connessione col tutto e anche a livello di arti marziali mi viene da dire c'è questa connessione, c'è questa voglia di essere uno e essere tanti. Ma perché? Perché alla fine i conti tornano. Ripeto, facciamoci la domanda, quanto successo avrebbe avuto Tetsugen se invece di salvare delle vite avesse pubblicato la sua edizione di Sutra? Probabilmente meno, molto meno, ma si sarebbe anche perso il suo tratto, il suo segno in quello che è la storia. Lasciateci un po' di tempo e magari riprendetela questa storia, rileggetela perché ha qualcosa di stupendo, secondo me. Volete lasciare un segno, volete lasciarlo, il metodo migliore è farlo con gli altri, non è farlo da soli, secondo me. Poi ognuno ha la sua interpretazione, sappiamo che non c'è un giusto, non c'è uno sbagliato, a ognuno la propria scelta di lettura. Questa è la mia. Un saluto e alla prossima Storia Zen. Ciao ciao!